Oggi è la giornata contro la violenza di genere, una giornata di cui c'è più che mai bisogno. Sono 109 infatti le donne morte in Italia dall'inizio dell'anno, l'8% in più rispetto all'anno scorso. Di queste 93 sono state uccise in ambito familiare, erano soltanto 87 nello stesso periodo del 2020. 63 di queste sono state uccise dal compagno, marito, dal partner, insomma, o da un ex. Anche qui un dato in aumento, erano 59 lo scorso anno. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne e dei femminicidi, che insomma sembra essere in crescita e provo a spiegare perché un report di Istat e Pari Opportunità presentato ieri all'Università di Padova. Uno studio che indaga il rapporto tra pandemia e violenza e dimostra come la crescita dei femminicidi sia appunto avvenuta nei mesi della pandemia e le richieste di aiuto ai centri antiviolenza abbiano registrato un picco durante il lockdown. Questo è Sveglia Veneto, oggi è il 25 novembre 2021, giornata contro la violenza di genere. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia di oggi riguarda appunto gli effetti della pandemia sulla violenza di genere. Nei primi 9 mesi del 2021 sono arrivate 12.305 richieste d'aiuto al 1522, il numero verde contro la violenza. Nel 2019, prima della pandemia, quindi, erano solo 8.600. Questi sono i dati, diciamo, a livello nazionale, presentati nel corso di questo incontro che si è tenuto ieri all'Università di Padova per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza dell'Istat, del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e dei centri antiviolenza. Leggiamo il pezzo di Francesca Visentin sul Corriere del Veneto di oggi, che parla appunto di una emergenza ombra, una shadow pandemic, appunto, considerato che sono 103 le donne uccise nel 2021, come dicevo poco fa, circa una ogni 2 giorni. Ospiti del convegno all'Università di Padova e organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche, Vittoria Buratta, direttrice del Dipartimento Studi dell'Istat, Maria Giuseppina Muratore, responsabile rilevazioni sulla violenza contro le donne Istat, Gaia Spolverato, delegata pari opportunità dell'Università di Padova, Alessandra Minello, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Statistiche, Laura Menicucci, direttrice dell'Ufficio Pari Opportunità del Dipartimento Pari Opportunità e Giovanna Boccuzzo, direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Tra le 15.000 donne che nel 2020 si sono rivolte ai centri antiviolenza, più del 90% chiedeva aiuto per la prima volta, anche però se nel 74,2% dei casi la violenza esisteva già prima della pandemia. Quindi il lockdown e le restrizioni hanno costretto le donne a restare chiuse in casa con i loro compagni maltrattanti e hanno aumentato abusi e maltrattamenti. Insomma, c'è una riflessione che è da fare sull'impatto della pandemia, ma anche l'impatto delle misure restrittive, ovviamente legate al contrasto della diffusione del contagio da coronavirus, restrizioni che chiaramente non sono state democratiche nei loro effetti, nel senso che non hanno avuto lo stesso effetto per tutti. Chi è rimasto chiuso in casa con il proprio aguzzino chiaramente ha vissuto un lockdown peggiore di altri. Leggiamo altri dati: tra i casi seguiti dai centri antiviolenza l'89,3%, quindi la maggioranza, 9 donne su 10, hanno subito violenza psicologica, il 67% ha subito anche o solo violenza fisica, il 49% ha subito minacce, il 38% violenza economica e l'11% ha subito tutti questi tipi di violenza insieme, quindi sia psicologica che fisica che economica. Nel 60% dei casi il violento, ma questo l'abbiamo già detto prima, è l'abusante, è il compagno, nel 23% dei casi è un ex
e nel 10% dei casi è un parente. Insomma, facendo la somma, nel 93% dei casi chi esercita la violenza di qualsiasi forma nei confronti di una donna è un uomo, prima di tutto, ed è in famiglia. Lo stesso se si parla di femminicidi, e quindi i dati Istat dicono che il 60% delle donne uccise viene ammazzata nella relazione di coppia, quindi dal compagno o da un ex. Invece gli uomini non sono praticamente mai ammazzati dalla partner. Queste le parole di Francesca Visentin nel suo pezzo per il Corriere del Veneto, che poi prosegue con altri dati, per esempio relativi ai metodi brutali che vengono utilizzati per uccidere le donne, e altri dati ancora. Questo insomma per ricordare che oggi è la giornata contro la violenza di genere, un problema e una responsabilità soprattutto degli uomini. Proseguiamo con la seconda notizia e andiamo nello spazio, perché sempre all'Università di Padova è stata presentata invece una partnership, una collaborazione tra appunto il BO e Alenia, Thales Alenia Space Italia, un accordo su ricerca e formazione per valorizzare la rete regionale dell'industria spaziale, e quindi leggiamo sul Mattino di Padova che per il Veneto si parla di un business da 500 milioni, una corsa allo spazio per creare innovazione sulla Terra. È stata messa in moto appunto questa collaborazione sempre più stretta tra le aziende e l'università, e si è consolidata con la firma di questo accordo quadro triennale che prevede attività sinergiche di ricerca e formazione, rappresenta l'ampliamento di una collaborazione già collaudata tra il BO e la joint venture Thales Leonardo Finmeccanica, quindi il colosso dell'aeronautica, diciamo, nazionale, portata avanti nel contesto della rete innovativa regionale aerospaziale AIR, Aerospace Innovation and Research. Il commento della rettrice Daniela Mappelli: lavoriamo per mantenere altissima la tradizione aerospaziale del nostro Ateneo, e infatti da anni Padova ottiene i risultati migliori nei ranking mondiali proprio nelle scienze aerospaziali, settore in cui rientra stabilmente tra i primi 20 Atenei del mondo. Comunque appunto non si tratta solo di ricerca, non si tratta solo di andare nello spazio, ma anche di tecnologie e innovazione che hanno ricadute molto più dirette e con i piedi per terra, diciamo. Infatti la rete di imprese che ha sottoscritto questo accordo conta 45 soggetti tra piccole e medie imprese, grandi imprese e dipartimenti degli Atenei Veneti, e parliamo di circa 3.000 addetti diretti con di aziende che esprimono un fatturato di circa $500 milioni di anno, appunto, in un settore che in Italia ne muove 18 l'anno. L'obiettivo della rete comunque è proprio stimolare il settore dell'economia spaziale attraverso contributi alla ricerca universitaria e attraverso la cooperazione tra aziende. Chiaramente il settore può essere, diciamo, da traino per l'innovazione delle telecomunicazioni, della navigazione, dell'osservazione della Terra, la meteorologia, e offre comunque, come sempre quando si tratta di ricerca scientifica e ingegneristica, soluzioni con ampie possibilità di impiego anche in altri settori completamente diversi. E questo appunto è l'accordo tra il BO e Thales Space Italia, l'accordo per l'industria spaziale, che ha un valore di $500 milioni per il nostro territorio a nord-est. Siccome qualcuno nei giorni scorsi ha avuto modo di scrivermi alla mail sveglia.veneto@gmail.com chiedendomi come mai nella rassegna stampa mattutina di Sveglia Veneto ci sono quasi soltanto brutte notizie, o comunque ci sono poche buone notizie, ne approfitto per rispondere. Purtroppo non scelgo io le notizie, non scelgo io i fatti che accadono, e questo è quello che trovo sulle prime pagine dei giornali. Ma oggi c'è invece una bella notizia, o comunque diciamo una notizia fuori dal coro, nel senso che parliamo della laguna di Venezia, di un'isola nella laguna nord
di Venezia, quindi vicina a pochi minuti da Burano. È l'isola della cura e la nuova Venezia titola Miracolo in Laguna, rivive l'isola della cura appunto, è stata acquistata da un privato all'asta, ma, e questa è la notizia, non per farci un albergo. Il nuovo proprietario dice vogliamo riaprirla ai veneziani e agli appassionati. Insomma, una notizia sicuramente in controtendenza rispetto a quello che avviene da decenni a Venezia e nella laguna. Parliamo di un'area archeologica di una certa importanza e sicuramente affascinante, 19 ettari di terra famosi per le presunte qualità curative e era l'antica zona portuale di Altino e insomma nei prossimi anni verrà restituita ai veneziani e agli appassionati, o almeno questo è il progetto, quindi non l'ennesimo resort turistico, ma un luogo di ritrovo e parte attiva del museo diffuso della laguna. L'isola, tra l'altro, è abbandonata da tempo e diciamo a quanto pare non è proprio in ottime condizioni, quindi dovrà essere in qualche modo risanata. Hanno portato via anche i mattoni, si legge sulla Nuova Venezia, non quelli della Cavana perché pieni di sale. Insomma, forse la Laguna Nord di Venezia ritornerà a vivere grazie appunto all'investimento di questo giovane imprenditore, forse un imprenditore illuminato, che non intende creare l'ennesimo albergo, ma restituire questo pezzo di terra e questo pezzo di laguna ai veneziani. E ci sono anche le 36 stelle Michelin assegnate dalla celebre guida gastronomica al Veneto, o meglio ai ristoranti del Veneto, premiati ristoranti di 6 province su 7, resta fuori a occhio soltanto Rovigo, e le 3 stelle le ottengono soltanto le Calandre di Rubano in provincia di Padova, degli Alaimo. Ci sono invece 4 ristoranti che ottengono le 2 stelle, quindi sono l'antica Osteria Cera di Campagnalupia in provincia di Venezia, Glam Enrico Bartolini a Venezia, La Peca di Lonigo in provincia di Vicenza e Casa Perbellini a Verona, e poi ci sono appunto 31 ristoranti che conquistano una stella. Insomma, sicuramente un riconoscimento importante alle cucine locali della nostra regione. Li proverai tutti? Fammi sapere con una mail a sveglia.veneto@gmail.com. Io credo che forse nel corso dei prossimi decenni metà della lista potrò riuscire a coprirla. Proseguiamo con la prossima notizia, che è una polemica naturalmente legata al congresso regionale del Partito Democratico del Veneto sulle pagine della Nuova Venezia, o meglio dei quotidiani del gruppo Gedi, quindi anche la Tribuna e il Mattino di Padova. Nelle pagine regionali c'è la dichiarazione di Laura Puppato, candidata alla segreteria del Partito Democratico in Veneto, che diciamo prova a rimescolare un po' le carte nella corsa per questa segreteria regionale, che per il resto diciamo non offre grandi spunti di come dire interesse, o comunque non sembra essere molto movimentata, ecco. Quindi l'ex senatrice Puppato cosa fa? Attacca e dice ai vertici del PD i colpevoli della disfatta. C'è una dissacrante disarmonia tra il vertice del PD, concentrato nell'elaborazione di regolamenti asburgici e di candidature nate solo per garantire gli equilibri interni che rimettono al centro i manovratori. Insomma, la nota va avanti con un attacco, diciamo, veramente ad alzo zero nei confronti dei vertici del Partito Democratico, che vengono messi in contrapposizione invece con una base, vera o presunta che sia, che si è sollevata per dare un senso a questo congresso e offrire un'alternativa al popolo democratico. Che c'è chi in questo partito sostiene la Puppato da troppo tempo, fa i conti a tavolino spostando carri armatini come in un risico, questa è la metafora,
E arriviamo forse alla notizia, se vogliamo: non posso non denunciare i tentativi di impedire la mia candidatura, la blindatura dei circoli incastrati in un puzzle per garantire le diverse candidature. Insomma, Laura Puppato dice che comunque alla fine ha depositato ufficialmente le liste e le firme nella sede regionale, però si è trovata di fronte una struttura di partito, diciamo, con blindata, così la definisce lei, e comunque non aperta a una corsa, a una vera corsa, secondo la candidata alla segreteria, una vera corsa in cui il partito regionale veneto sia veramente contendibile. E comunque, per l'ultima notizia, ci spostiamo, o meglio torniamo a Granze, in provincia di Padova, per vedere com'è finita, o comunque come sta proseguendo la storia degli insulti razzisti ai giocatori di colore della polisportiva Tribano, insulti o meglio ululati razzisti che si sono sentiti ormai non domenica scorsa, la precedente, nello stadio del Granze, comune del Padovano. Un articolo sul Gazzettino di oggi, firmato da Enrico Marchetto e Marina Lucchin, ricorda il fatto, intanto per cominciare, quindi cori razzisti, l'agguato all'uscita degli spogliatoi, così scrivono le giornaliste, e una bicicletta lanciata contro un altro giocatore di colore. Serie A, Champions League? No, la seconda categoria del campionato provinciale di Padova. Insomma, una storia che probabilmente si concluderà con 2 DASPO e una denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, e questo insomma dopo che i carabinieri hanno chiuso le indagini e appunto proposto alla questura di emettere il DASPO nei confronti di 2 spettatori che avrebbero offeso 2 giocatori di origine straniera del Tribano. Su questa vicenda ti ricordo che qui per Sveglia Veneto abbiamo sentito nei giorni scorsi, lo scorso fine settimana, il sindaco di Granze, Damiano Fusaro, che ha detto la sua sull'episodio. Lui era anche presente in campo in quanto grande tifoso dell'Atletico Granze. Questo pezzo sul Gazzettino firmato da Enrica Marchetto e Marina Lucchin era l'ultimo per oggi. Io sono Jack Calcetto, hai ascoltato Sveglia Veneto, è il 25 novembre 2021, giornata contro la violenza di genere. Grazie per avermi ascoltato fino a qua e buona giornata.